Sul primo altare a sinistra sono visibili resti pittorici che raffigurano una Madonna con bambino e due santi, eseguiti dall'affreschista napoletano Belisario Corenzio, che dipinse la chiesa e l'abside nel 1593. L'affresco si presenta alquanto sfigurato, tuttavia è possibile ancora riconoscere sulla sinistra San Giovanni Battista, con abito povero da eremita e il bastone, che nell'iconografia di Giovanni Battista è sostituito da una croce. In cima al bastone la scritta "Ecco l'agnello di Dio". A destra San Pietro, che tiene nella mano destra la chiave del cielo e nella sinistra un libro. Nell'affresco è possibile apprezzare le originarie strutture architettoniche dell'antica chiesa dell'Annunziata. Al centro, in basso, è possibile intravedere una chiesa romanica a tre navate. A destra vediamo il massiccio campanile quadrangolare. In alto due angeli coronanti la Vergine, che sorregge Gesù bambino che compie un segno di benedizione. La Vergine ha l'aspetto di una giovane donna con lunghi capelli castani, molto seria e raffinata. L'affresco costituisce un documento iconografico importantissimo e ha bisogno urgente di un intervento di restauro, necessario per evitare ulteriormente la caduta di intonaco e di pellicola pittorica. San Giovanni Battista è una delle personalità più importanti del Vangelo cristiano e la sua vita è intrecciata con l'opera di Gesù Cristo. Figlio di Zaccaria e Elisabetta, di lui è nota soprattutto la morte. Egli condannò pubblicamente la condotta di Erode Antipa. Il re lo fece prima imprigionare e poi, per compiacere la figlia di Erodiade, Salomè, che aveva ballato a un banchetto, lo fece decapitare. San Giovanni Battista è ritenuto il protettore dei carcerati, dei musicisti e dei sarti.